Cari amici, prepariamo insieme sospistocco sardos, quelli tipo funni. Per prepararli ci servirà le uova. Io ne ho preparato 3, oggi faremo un impasto piccolo, anche per sperimentare, no? All'inizio, anche voi fate un impasto piccolo. Poi dello zucchero. Lo zucchero lo misuriamo con il cucchiaio, come facevano a Santiga. Ne metteremo 6 cucchiai di zucchero. Invece della farina ne metteremo 5 cucchiai di farina. La farina deve essere quella debole, la farina 00. Un limone grattugiato, un pizzico di cremor tartaro, non mi manca mai, lo aggiungeremo quando andiamo a montare gli albumi, le darà stabilità. Ci serviranno 2 ciotole, chiaramente, perché noi andremo a montarli separatamente gli albumi dai tuorli, e poi andremo a montarli con questa a mano, col frullino a mano. Siccome un impasto piccolo ci permette di farlo, altrimenti se andiamo a prepararne tante uova possiamo usare anche la planetaria direttamente. E poi anche una sac à poche, vedete, ce l'ho qui già pronta. Io ho inserito il beccuccio, è meglio, per me è meglio, poi si può anche solo tagliare la sac à poche e la lasciate così, però questo vi guida un po' meglio. È il buco, diciamo, l'apertura di 1,5 cm. Basta, altrimenti vengono troppo grandi, ma neanche più piccoli. E poi chiaramente una teglia pronta, eccola qui, con la carta forno già messa. Ci servirà anche dello zucchero a velo, lo spargeremo sopra i dolci prima di metterli nel forno. Intanto, per avere tutto pronto, setacciamo anche la farina. Grattugiamo anche il limone, mi raccomando, il limone deve essere biologico, possibilmente dell'orto. Separiamo i tuorli dagli albumi con attenzione, perché questi andranno montati separatamente. E molto bene, anzi, che dico bene, benissimo. Vado a lavarmi le mani. Mettiamo un pizzico di cremor tartaro. Se non avete il cremor tartaro mettete un poco di limone, naturalmente il succo intendo. Iniziamo a montare gli albumi senza fretta. Questo passaggio deve essere fatto bene, benissimo. Fra un po' metteremo lo zucchero. Come abbiamo detto, lo zucchero sono 6 cucchiai, ne metteremo 3 da una parte e 3 dall'altra. Iniziamo già a metterne una e andiamo avanti. Vi ricordo che gli albumi devono essere montati benissimo, come quando facciamo le meringhe per fare sos bianquetos, i bianchini. Andiamo avanti. Un altro cucchiaio di zucchero. La meringa è pronta e la mettiamo da parte e iniziamo con i tuorli.
iniziamo a montare i tuorli, aggiungendo piano piano l'altro zucchero, con le stesse fruste, tanto non le fa niente. Con la stessa modalità che abbiamo fatto con gli albumi, così facciamo con i tuorli. Montiamo bene, aggiungendo piano piano tutto l'altro zucchero. Dovremo avere un composto bello, spumoso, gonfio. Qui mettiamo anche un po' di sale e andiamo avanti. Sono tutti e due montati e iniziamo. Prima di tutto mettiamo il limone, giriamo, amalgamiamo delicatamente e iniziamo subito a mettere una prima parte di albumi. Amalgamiamo. Vi consiglio di usare una ciotola piccola perché l'impasto è piccolo, molto grande ci disturberebbe. E iniziamo a mettere anche una parte di farina. La farina è pochissima, infatti il dolce deve rimanere leggero, leggerissimo, come una piuma. Mettiamo un altro po' di albume. Giriamo dal basso verso l'alto, come quando stiamo preparando il pan di Spagna. Chi di voi non ha mai preparato un pan di Spagna? Tutti quanti, Non ha bisogno di lievito il pan di Spagna perché tutta si gonfia con l'aria che si incorpora durante questo passaggio che praticamente è identico. Questa coscia pronta, la mettiamo così dentro il contenitore, magari la voleva anche più alto di questo. E iniziamo a inserire la massa. Vi consiglio di preparare una sac à poche grande, anche se l'impasto è poco, meglio che ci stia tutto intero, altrimenti poi dovete andare a riprenderlo. Con mano ferma iniziamo a preparare i biscotti, possibilmente devono essere tutti uguali, fateli come vi sono più comodi e anche come lunghezza, molti li fanno anche da 18 cm, quelli di Fonni, ma si preparano anche più piccoli, circa 10 cm e li chiamano pistoquedos. Possono variare da 10 quelli piccolini, ma anche da 15 e anche da 18 cm. Cercate di lasciare un po' di spazio tra uno e l'altro perché si gonfiano. Con queste dosi ne vengono esattamente 10. Iniziamo, come vi ho detto, a setacciare lo zucchero a velo, ma generoso deve essere lo zucchero a velo. Molti aspettano e poi lo rimettono anche di nuovo. Io questo non l'ho fatto perché ne ho messo abbastanza. Intanto il forno deve essere già in temperatura che siamo pronti ad infornare. Nel mio caso ho usato un forno statico da 170 o 180 gradi per circa 15-20 minuti. Ognuno deve sperimentare il proprio forno. Eccoli dopo 5 minuti davvero meravigliosi. Il forno non va mai aperto fino alla fine della cottura. Vi invito a prepararli, mi raccomando, più ne farete, più belli vi vengono, sempre più dritti e tutti uguali. Questi biscotti sardi sono davvero meravigliosi, buoni a inzuppare nel caffè, accompagnamento delle creme. Io li uso anche per preparare il tiramisù. Se l'impasto è stato ben lavorato, i biscotti devono essere leggeri come delle piume.
sospistocco sardos sempre presenti nei matrimoni di una volta come accompagnamento del caffè. Si conservano in una scatola di latta per tantissimo tempo, sempre se ne rimangono. Cari amici, la videoricetta è finita. Prima di lasciarvi, vi invito sempre ancora una volta, a chi ancora non lo avesse fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie a tutti.